Parleremo del campionato, della festa pronta a Napoli. Da domani saremo a Napoli con tutti i nostri inviati e con una festa annunciata in queste ultime ore, con quello che può essere il grande traguardo ma la grande attesa di Antonio Conte. Sarò con te, non è la canzone, il titolo di Gabriele Schiavi, Alfredo Pedullà. Sarò con te, c'è il quarto scudetto pronto, il Napoli si prepara. È anche un po' particolare la storia, Alfredo, perché si parla dello scudetto, qualcuno parla già di come Conte costruirà la Juventus. È tutto un po' strano, però ovviamente adesso è il momento della festa. Alfredo. Sì, però stanno costruendo anche il Napoli, a prescindere da quello che accadrà con Conte, perché oggi sono arrivate conferme su quello che noi abbiamo detto, un po' a sorpresa su Jonathan David, che il Napoli in questo momento ha fatto l'offerta più importante, poi bisogna arrivare al traguardo. Evidentemente loro in questa settimana non vogliono essere disturbati e anche su De Bruyne hanno mosso dei passi importanti, quindi è vero quello che tu dici, ma è anche vero che le manovre che il Napoli sta facendo sul mercato sono per me la sintesi del non voler ripetere gli errori del post scudetto con Spalletti, indipendentemente dalla scelta dell'allenatore che non ha pagato per 3 volte, ma anche per il mercato che era stato fatto. Quindi se vale il tuo discorso, vale anche il discorso che il Napoli sta lavorando sotto traccia, non confermando, perché tra 2 giorni c'è una partita e chiaramente non vogliono parlare di mercato o di Raspadori o del rinnovo di contratto di Tizio, però non stanno lavorando in maniera molto concreta per una squadra importante. Allora, il Napoli vincerà lo scudetto salvo clamorosi colpi di scena. Ieri sera c'era Nino Minoliti che diceva 65-35, 60-40. Qui siamo invece in un 99,9%. Giulini interista, quindi magari la motivazione... No, Minoliti, che Giulini? No, Giulini, presidente del Cagliari, interista. Mica gioca lui, dai. Però una motivazione per... Il portiere del Cagliari e del Napoli. Però interista. Ho capito. Voglio dire, se trovi qualche motivazione in più, se no dove devi andarla a cercare? Una squadra salva. Stanno già preparando la festa. Infatti, però ti dico, siccome la storia insegna che ci sono delle particolarità, l'unica cosa forse è che la motivazione vera ce l'ha il presidente del Cagliari. L'avvocato Giulini. Tommaso, gioca tu, vedi un attimo se riesci a battere Lukaku e compagni, perché sennò la vedo un po' dura e complessa. In tutto ciò stiamo dando per scontato una cosa, ma voi andate che l'Inter avanti. deve vincere a Como. Tutto ciò si dava per scontato che l'Inter vincesse con la Lazio, la partita era solo Parma-Napoli. Quella era una partita difficile. Ma non era così. Ma anche per una squadra che 6 giorni dopo, 7 giorni dopo va a fare la finale di Champions League, anche la trasferta a Como, è una partita che non vorresti mai fare. Vorresti fare un amichevole da Piano Gentile. E l'Inter in casa col Cagliari ci potevamo ancora credere in un clamoroso colpo di scena per un finale con l'Inter in casa col Cagliari e il Napoli a Como, quindi a squadre invertite, e invece così non lo so. È tutto, penso, abbastanza scritto. Come ha finito anche lui? Com'è? Come ha finito da Mo anche lui. Però ha fatto 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7. Ho capito, però erano tutte partite... Ha solo iniziato adesso. Come? Ha iniziato, nel senso che sta facendo il meglio adesso. Assolutamente sì, ma con un allenatore che va, con la squadra, con il miglior giocatore che va, è un momento un po' anche psicologico, devi capire. Il problema è che gli altri 22 vanno anche loro, nel senso che vanno a Monaco a fare un'altra partita leggermente più importante. Io fatico veramente a pensare uno scenario. Poi per carità, abbiamo vissuto Roma-Lecce 2-3, abbiamo vissuto, per cui tu non puoi mai escludere l'imponderabile, no? Sì. Per un tiro da metà campo da 3 punti a 3 decimi dalla fine, perché il tuo giocatore migliore non è riuscito a tenere il possesso palla, ad esempio, basta. Però se Minoliti ieri mi ha fatto 65-35, voi quanto mi fate? 99-1. 85-15. Anche perché, ti dico, nel calcio puoi fare catenaccio per 87 minuti, poi onestamente poi può succedere qualcosa, però... Ma peraltro la cosa che nessuno dice è che al di là di tutto il Napoli se lo merita veramente sto scudetto, sicuramente facilitato dal fatto che non c'erano le coppe, tutto quello che vuoi, e quindi l'ideale per noi, per tutti quelli che non sono né tifosi del Napoli e dell'Inter, è titolo a Napoli con l'Inter. Con Champions a Milano. Com'è? Con Champions a Milano. Con Champions a Milano, sarebbe fantastico. Tutti contenti, nessuno che protesta. La Juve che vince che va al 4° posto. E Bologna ha vinto la Coppa Italia. Meglio, solo, anziché salvarne 3, ne salviamo 4. Gaetano, mi devi dire,
subito la percentuale scudetto per l'ultima puntata di percentuale scudetto dell'anno, perché ieri ci siamo scontrati. Io parlavo di 99,9 Napoli, oggi Capuano parla di 99% Napoli, Bagatto 85% Napoli, ieri Minoliti addirittura mi ha parlato di 35% Inter. Ah sì? Tu? 99? 99? 99? Ti dico quasi 100%. Questo mi pare esagerato. Vabbè, Michele, tu e il Vai. dottor Capuano dite 99 ormai da un mese, nonostante insomma in quest'ultimo mese poi le cose non siano andate in quella direzione. Però la tu non sei percentuale basso diciamo sull'Inter, corretta da un punto di vista tecnico è intorno all'82% e questa la vediamo Poco. nelle grafiche che partono ovviamente dall'1x2 delle partite che mancano, sono ovviamente Napoli-Cagliari e Como-Inter. Attenzione, Napoli-Cagliari sicuramente è la partita di tutto l'anno, considerando proprio tutte le squadre, in cui la percentuale attesa e prevista di vittoria è la più alta di tutte. Quindi si parte da questo dato, quindi chi pensa, come sicuramente stai dicendo tu, che il Napoli molto probabilmente vincerà la sua partita è nel giusto, perché il 75% in Serie A quest'anno non si è visto mai. Ma questo non vuol dire ovviamente arrivare a 100, perché poi da 75 a 100 ci sono 25 probabilità su 100 che le cose non vadano in quel modo, esattamente come è successo a Parma, esattamente come è successo in Napoli-Genoa. Quindi al momento, come abbiamo visto prima, lo spareggio è sceso a 1,2%. Attenzione, ricordo, qui si parla di una combinazione su 9, ma una combinazione su 9 è come se le combinazioni fossero tutte di uguale peso, non è così. Quindi la percentuale che si arrivi a spareggio è veramente ancora inferiore, parliamo dell'1,2% se non erro. Sì. E il resto è quindi dal 75 di vittoria, abbiamo detto, di Napoli col Cagliari, 1,3. Dal 75 di vittoria di base che assegniamo al Napoli, ovviamente c'è un po' più di probabilità di vincere, perché il Napoli potrebbe vincere lo scudetto anche senza vincere, cioè esattamente mantenere per esempio il punto di vantaggio senza vincere, come è accaduto l'altro giorno. Però questa è una probabilità che si alza di poco. Vedi, la quindi da torta è 75 pronta, si sale la fragolina all'82. c'è, manca neanche la ciliegina, manca soltanto la posso fotografia. contestare il professor che Vittorio De Contesta il Gaetano. professore, vai. Non è che noi da un certo. tempo diciamo che il Napoli è al 90%, non è che le cose stanno andando diversamente. Le cose stanno andando che siamo a una giornata dalla fine e il Napoli in linea di massima vincerà lo scudetto. Quindi le cose stanno andando da un mese a questa parte esattamente dove andranno a finire, cioè che c'è una squadra che ha in mano lo scudetto, perché tutti guardano le partite del Napoli convinti che il Napoli faccia il campionato da solo. Ad esempio Inter-Lazio era considerata una specie di accidente che era scontato evidentemente. Como Inter è considerata una partita scontata, non è una partita scontata. Non è scontato che l'Inter non era scontato che vincesse sempre, però, e quindi se il Napoli pareggia il Napoli perde lo scudetto. è proprio questo. Guardi, in realtà quello che sta dicendo è esattamente la spiegazione del perché la probabilità è 75% e non 99%. Proprio perché le partite non sono scontate, proprio perché stiamo dicendo, lo dico io per primo, che lo scudetto ce l'ha in mano il Napoli. Quando dico 82% intendo dire esattamente questo: lo scudetto ce l'ha in mano il Napoli, ma non è solo che è così vinto, da qualche settimana. perché può succedere questo e quest'altro. De Paola, poi andiamo col Ed Fonseca. non è 99, ma è 82. C'è solo una variabile impazzita di cui bisogna tener conto, che in una sola partita l'Inter è stata campione d'Italia e poi è arrivata seconda o arriverà seconda. Cioè in una sola partita, quella con la Lazio, l'Inter è stata per tanti minuti campione d'Italia, o perlomeno al primo posto in classifica a 2 giornate dalla fine. A una giornata dalla fine, quindi questo dobbiamo tenerlo presente. È una cosa anomala, è successo certamente altre volte, però questa, come dire, dispersione di qualità e di ricchezza dell'Inter testimonia un qualche cosa che non va nell'Inter. Per carità, il Napoli ha fatto il suo percorso, però questo scudetto in una partita l'Inter lo ha buttato, sinceramente. Allora, l'ha buttato perché non sai saltare in aria, e ovviamente se un difensore nel 2025 non gli viene spiegato che bisogna saltare in una certa maniera, è giusto che questo scudetto vada a Napoli. Preparati con il quiz, ma prima però Viscogliosi.
va a Napoli e ci porta a Napoli come stanno preparando la festa scudetto. Incontri in prefettura e da domani mezza redazione di Sport Italia si sposta qui, sia redazione televisiva, sia redazione social e sia un personaggio impensabile. Sta per arrivare a Napoli. Vediamo. A me mi piace dire, a me mi piace anche se non si dice, però rende l'idea in maniera La lunga attesa, il Maradona sonnecchia, dorme quasi, pronto a svegliarsi, a esplodere. Prima, durante e presumibilmente dopo i 90 minuti di Napoli-Cagliari, la città si sistema, si colora a festa e qualche 4 in barba alla scaramanzia è già spuntato. E in barba alla scaramanzia e anche ai cerimoniali classici ci saranno le parole di Conte in conferenza stampa, l'allenatore squalificato all'ultima uscita comunicativa pre della stagione e forse della sua avventura azzurra. Poco male, senza pensiero, perché il tifoso napoletano mai come oggi ha a cuore solamente il suo di destino. Struttura per i festeggiamenti della Serie A già arrivata in città, palco approntato a Piazza del Plebiscito e un piano urbanistico per consentire a tutti di vivere al meglio l'esperienza, un tutti allargato, perché se tutti al Maradona non potranno starci, tutti saranno però con la mente e con il cuore lì, a fuori grotta, pronti a invadere la città, a illuminare il cielo e a colorare il Vesuvio in quella che si preannuncia la notte più lunga di Napoli, lunga come l'attesa che dovrà gestire Conte e staff con un gruppo squadra stanco e spompato, l'ultimo passo, il più duro e il più soddisfacente per scrivere i propri nomi con merito nella storia del calcio italiano. Il focus dei viscogliosi e il personaggio sta arrivando. Ovviamente sappiamo che il calcio è divertimento, è sfottò, ci si diverte, si gioca, però poi abbiamo i nostri inviati che raccontano le grandi feste, abbiamo raccontato gli europei, abbiamo raccontato lo scudetto del Napoli, il terzo, e ovviamente racconteremo anche il quarto. Ci sono inviati goliardici che fanno anche show e ci sono inviati più giornalistici. Li mandiamo tutti, sia la parte giornalistica pura e sia la parte anche giornalismo, show e intrattenimento, perché Napoli merita questo trionfo, perché lo merita Antonio Conte e naturalmente bisogna sempre dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi al vincitore bisogna dare il giusto tributo. Lo farà Sport Italia, lo ha fatto 2 anni fa con la maratona notturna, lo faremo venerdì, perché da domani tantissimi collegamenti da Napoli, dai ristoranti, dalle piazze, dallo stadio, per vivere, dalle edicole, cosa che facciamo sempre nel nostro Gianluca Viscogliosi, e avremo 6 inviati a Napoli per raccontarvi quello che, virgola, molto probabilmente virgola, sarà il quarto tricolore partenopeo, il secondo senza Dio in campo, ma con un grande allenatore in panchina che quando vuole ottenere qualcosa la ottiene senza guardare in faccia a nessuno. Alfredo e De Paola, poi andiamo sul quiz. Vedo là. Hai detto tutto te. Andiamocelo, basta. Cosa devo aggiungere? Ciao. Ci sono gli inviati, erano 5, oggi sono 6, domani saranno 8. Ieri erano aggiunto rimasti il 5 videomaker inviati, per i ne hai aggiunto social. uno. Ti ringrazio perché ogni C'era giorno ne l'offerta, aggiungi dai, uno ed è abbiamo molto fatto. importante. Il treno delle 6. Ma tu vai? L'offerta? Alfredo, tu vai? No, in treno non va. No, io non vado, se no la redazione di Roma non si può spostare. Anche perché non se ne possono spostare 5, so soltanto io, e quindi io sto qui venerdì con grande piacere. Scusa. Vabbè, allora no, abbiamo poco tempo. Andiamo col quiz. Vittoria De Gaetano. Fratelli e sorelle del popolo azzurro, benvenuti in questo nuovo aggiornamento dal cuore pulsante del Napoli. Mancano poche ore all'ultima sfida della stagione, una partita che vale tutto: dignità, orgoglio e soprattutto l'onore di chiudere nel miglior modo possibile questo campionato. Il Napoli si prepara ad affrontare il Cagliari venerdì sera al Maradona e Antonio Conte ha già fatto le sue scelte. Ma non è tutto. Intanto, sul fronte mercato, si accende la pista Jonathan David. Sì, avete capito bene, il bomber del Lille è davvero vicino a vestire l'azzurro. E ora vi racconto tutto, nel dettaglio. Partiamo subito dalla sfida che ci attende tra le mura amiche del Maradona. Dopo il pareggio amaro contro il Parma, che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti noi, il Napoli ha un solo obiettivo: chiudere con una vittoria.
e Conte non vuole sorprese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico salentino ha scelto di confermare l'11 titolare visto al Tardini. Quindi, amici miei, niente Neres dal primo minuto. Il brasiliano partirà dalla panchina. Al suo posto, ancora una volta, ci sarà Giacomo Raspadori al fianco di Romelu Lukaku. Una coppia d'attacco che ha dato segnali importanti, soprattutto in termini di movimento e intesa. Conte sembra fidarsi ciecamente di Jack e in un match così decisivo è andato sulla certezza. In difesa si spera nel recupero di Buongiorno e Juan Jesus, ma entrambi, se ce la faranno, saranno al massimo arruolabili per la panchina. Nessun rischio inutile, meglio puntare su chi è pronto al 100%. La formazione sarà confermata con il consueto 4-4-2, il modulo su cui Conte ha costruito questo scorcio di stagione. Un altro dettaglio importante: il Napoli andrà in ritiro a Pozzuoli, all'Hotel Gli Dei, una scelta precisa per tenere il gruppo compatto, concentrato, lontano dalle distrazioni e immerso in un clima quasi sacro prima della battaglia finale. Conte sa bene quanto sia importante gestire la pressione e ha voluto dare un segnale forte: tutti uniti fino alla fine. Anche se il Cagliari è già salvo, non verrà certo a Napoli a fare da comparsa. Conosce bene la nostra voglia di chiudere col botto e cercherà di rovinarci la festa. Ma noi, amici miei, vogliamo una prestazione vera, da squadra che non molla mai, tutti al Maradona, tutti uniti, per onorare questa maglia fino all'ultimo secondo. Ma ora spostiamoci sul fronte che più ci fa sognare in questo periodo, il calciomercato. Il Napoli non dorme mai e mentre ci giochiamo l'ultimo atto del campionato, la società sta già lavorando per costruire una squadra competitiva per il futuro. E il primo nome sul taccuino di Manna e De Laurentiis è di quelli importanti: Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Sì, avete capito bene, David sarà svincolato a giugno e il Napoli si è mosso in anticipo. Secondo Alfredo Pedullà, il club azzurro avrebbe già presentato l'offerta più alta tra tutte le italiane. Una proposta concreta, ambiziosa, ma fatta con grande prudenza, perché i parametri zero, soprattutto quelli di alto livello, vanno trattati con attenzione. A confermare tutto è anche il solitamente infallibile Fabrizio Romano, che sul suo profilo ha rilanciato: il Napoli è quello che fa più sul serio per Jonathan David. Offerta economica molto importante, si parla di un contratto di 4 anni con ingaggio alto. La trattativa è avviata, ma bisogna ancora discutere di alcuni dettagli, come la clausola rescissoria. Insomma, amici miei, non è un sogno campato in aria. Il Napoli sta facendo sul serio, e con un profilo come quello di David, giovane, veloce, tecnico e soprattutto con fiuto del gol, potremmo davvero sistemare l'attacco in modo definitivo. Sarebbe un colpo da top club e anche un messaggio chiaro a tutta la Serie A. Il Napoli vuole restare in alto. Certo, ci sono ancora dei passaggi da completare. Ci sarà da parlare con l'entourage, chiarire le cifre esatte e ovviamente aspettare che la stagione finisca. Ma le sensazioni sono buone e l'interesse è forte e concreto. Tra campo e mercato il Napoli è vivo. In questo momento il Napoli si muove su 2 binari: da una parte il presente con la voglia di chiudere la stagione col sorriso, dall'altra il futuro, con trattative che iniziano a prendere forma. Conte ha scelto gli uomini su cui puntare per l'ultima battaglia e intanto la società si prepara a colpire sul mercato con decisione. Tifosi azzurri, è il momento di restare uniti, con lo sguardo fisso su Cagliari e l'orecchio teso verso le voci di mercato. Il futuro è già cominciato e come sempre lo vivremo insieme. Forza Napoli, sempre!